Il più caro saluto a voi tutti, cari amici della Terza Pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente che informa il territorio. In questa edizione della nostra e vostra Terza Pagina, una nuova produzione ad opera di grandi professionisti: Carlo Lazzari, violino, e Paola Carraro, viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. Ho volutamente rotto i canoni, se così si può dire, presentandoli a coppia, perché anche nella vita sono due affiatatissime coppie di marito e moglie e hanno dato vita ad Ex Novo, una formazione che ci ha fatto davvero trascorrere un'oretta insieme e sognare. Tutto è stato un vero successo e sentire gli applausi dal vivo di che portata. Inizieremo con il quartetto in sol maggiore K156 dei Wolfgang Amadeus Mozart. Appartiene ad un gruppo di 6 quartetti detti i milanesi perché scritti da Mozart a 16 anni durante il suo terzo viaggio in Italia e pensati per essere eseguiti nelle accademie, le riunioni date in onore del giovane compositore dalla nobiltà milanese. Il gusto italiano pervade il copioso ed agile materiale tematico del primo movimento e del minuetto, ma il movimento più interessante è però l'adagio centrale nella tonalità di Mi minore, il cui pathos può ricollegarsi a atmosfera Sturm und Drang che segna una rottura rispetto al gusto italiano. Come secondo brano, Luigi Boccherini, celebre violoncellista nato a Lucca nel 1743, fondò il primo quartetto d'archi stabile che si conosca al mondo, di cui si abbia notizia. Il suo quartetto in Mi bemolle maggiore opera 6 numero 3 del 1766 è dedicato a Don Luigi Infante di Spagna. Comincia con un largo in cui la melodia sembra germinare da una profondità abissale, segue un elegante minuetto e come conclusione porta un allegro molto molto brillante. E per concludere Ludwig van Beethoven, che ha composto i 6 quartetti dell'opera 18 tra il 1798 e il 1800, quando trentenne è già compositore affermato. Di questi 6 quartetti, il numero 4 in do minore è l'unico in tonalità minore, come lo era la sonata per pianoforte opera 13, la Patetica, e poi lo saranno il terzo concerto per pianoforte e la quinta sinfonia. Nel primo movimento 2 temi musicali si rincorrono tra loro, non in senso dialettico, ma con effetto distensivo e quasi consolatorio. Ebbene, spazio alla musica. Buon ascolto.
Si conclude così anche questa terza pagina. Abbiamo avuto un grande quartetto di ex novo, Carlo Lazzari e Paola Carraro, Anna Maria Pellegrino e Carlo Teodoro, due coppie, Carlo Lazzari al violino, Paola Carraro alla viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. A questi grandi professionisti i nostri ringraziamenti e un supplemento di applausi anche da casa. Grazie per aver avuto fiducia ed averci dato l'opportunità di realizzare queste produzioni che quasi l'Italia intera, anzi l'Italia intera sta vedendo, perché copriamo anche la Sardegna, sostanzialmente tutta l'Italia. Bene, grazie, alla prossima.